Settima corsa, confronto per 4 anni, che abbiano vinto da 1.000 a 6.000 euro in carriera. Sono in 9 al via dopo il ritiro di Glamour Run. Favorito Magic Blue, favorita Magic Blue, numero 6 dello schieramento, con Roberto Vecchione, l'alternativa Gladiator Bar con Alessandro Gocciadoro. Loro due nettamente i più attesi, Gospel Cub e la terza forza. Macchina in movimento. All'1 Gladiator Bar Alessandro Gocciadoro, 2 Grace Time Q Giorgio Cassani, 4 Giglio Jet Manuel Pistone, 5 Ginevra Princess Vincenzo Luongo, 6 Magic Blue Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Gospel Cub Antonio Di Nardo, 8 Giulia Spritz Carmine Piscuoglio, 9 Grace Kelly Matley Alberto Garruto, 10 Gombitelli Filippo Monti. Macchina che inizia a prendere velocità, in difficoltà Gombitelli che parte distante. Partiti. Ha sbagliato Gladiator Bar. Va al comando Ginevra Princess che passa a condurre nei confronti di Grace Time Q, all'esterno Magic Blue che si presenta. Prova ad andare a passare al comando Magic Blue che con calma passa nei confronti di Ginevra Princess. Poi Grace Time Q che precede Gospel Cub, ancora Giglio Jet, quindi Giulia Spritz che precede Grace Kelly Matley. Sulla retta opposta alle tribune Magic Blue rallenta il ritmo, 32 per i primi 400 di gara. Continua a guidare liberamente nei confronti di Ginevra Princess, Giglio Jet allo scoperto, Grace Time Q alla corda, poi Gospel Cub, Giulia Spritz, Grace Kelly Matley. 600 metri iniziali in 46,4 per la battistrada Magic Blue, che continua liberamente in avanti nei confronti di Ginevra Princess e all'esterno di Giglio Jet, situazione cristallizzata a un giro dalla conclusione, 1,2 per i primi 800 di gara, con sempre Magic Blue a condurre, al suo esterno Giglio Jet, in corda Ginevra Princess, poi Grace Time Q e Giulia Spritz. Non cambia assolutamente nulla al chilometro, passato dalla battistrada in un comodo 1,17,8. Magic Blue sempre in vantaggio, Giglio Jet di fuori con in scia Giulia Spritz, in corda Ginevra Princess avanti a Grace Time Q, poi Gospel Cub. La mossa in terza ruota da parte di Giulia Spritz che si affaccia a 400 al palo, 1,32,8 3/4 di miglio, sempre in vantaggio Magic Blue che prova ad allungare, Giglio Jet di fuori e in terza ruota Giulia Spritz, poi in corda Ginevra Princess. Quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo Magic Blue è in vantaggio nei confronti di Ginevra Princess e di Giulia Spritz al largo. Magic Blue che prova la difesa, sposta Ginevra Princess che però perde la camminata e così Magic Blue vince nei confronti di Grace Time Q. Al terzo posto Giulia Spritz. 1,16,3 per la vittoria di Magic Blue, il triplo di Robert Gramuller, doppio di Roberto Vecchione per la proprietà questa volta della Guest to Absolute Coast to Coast della figlia di Indigius che vince su Grace Time Q. Al terzo finisce Giulia Spritz. La vittoria così di Magic Blue, da netta favorita.